E come spazi alle rubriche Novis dal Mondo. Si è concluduto il viaggio in Australia de delegazione dall'En Friul Talmont col presidente Loris Basso, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. La ultima tappa è stata Perth, capitale dell'Australia occidentale, sede dal 1971 di un fogolar furlan guidato di Zeno Bolzicco. Basso e Bordin ha inchiatato Sergio Federico Nicolaci, consul d'Italia a Perth, e Tony Butti, ministri di Educazione e dagli Affars multiculturali dall'Western Australia, per inviare news progetti di collaborazione. L'ultimo appuntamento dal viaggio è stato il punt pedonale sospinduto Matagarup sul Flum Swan, costruito da Rizzani de Ecker. De Australia si muovin al Vietnam, dove che il fogolar Furlan Saigon ha celebrato i suoi designs di attività. Per occasione è stata organizzata una cena di gala in tal New World Hotel di Ho Chi Minh, con una sessantina di partecipanti, il consul generale d'Italia Enrico Padula e il presidente del fogolar Raffaele Somma. Di lunde cene, alla sclariti il stesso Somma, ovin illustrare le attività che ovin fatti in case di science o che replicarin in futuro. O sin stati protagonisti dal programma Little Big Italy, portando a ribalta il frico, il plat porte bandiere dal Nestri Friul. In tal corso de serate sono anche stati proiettati dai videos di auguri dal fogolar, dal Vietnam de bande di altri sfogolars di tutto il mondo. Ale dut parusnio, gnovis al torne domani sera. Buone serate e mandi.